Amici Bellini, è venerdì, quindi buon martedì a tutti ed è una giornata anche di giubilo se vogliamo perché si può dare l'ufficialità, è arrivata in nottata, a me insomma è arrivata nel pomeriggio tardo, insomma, dobbiamo esultare, però ne parliamo bene, questo è anche il video che dovete insomma che dovete commentare per partecipare alla giveaway, ma vi spiego tutto dopo, cominciamo. È letteralmente immarcabile. Se la vedete tutti. Allora ragazzi, nonostante insomma brutta sconfitta netta, anche una sconfitta netta in Supercoppa, dobbiamo rialzarci, ne abbiamo parlato ampiamente, mi fa piacere insomma il vostro feedback che mi è arrivato in questi giorni, qualcuno che mi ha detto meno male che ci sei tu, nel senso ero distrutto e invece con la tua live mi sono ripreso un attimo, mi fa piacerissima questa cosa qua, lo sapete, noi cerchiamo di fare analisi ma facciamo anche intrattenimento, ci dobbiamo divertire tra di noi, se no che stiamo a fango qua YouTube, le cose troppo seriose non vanno bene, però facciamo anche un approfondimento tattico. E per quanto riguarda il mercato, che comunque sta entrando nel vivo, improvvisamente, finalmente si è sbloccata la trattativa di Milik all'Olympique di Marsiglia ed è una cosa incredibile che alla fine De Laurentiis tira la corda, alla fine ha avuto ragione lui, perché la formula è quella di un prestito con obbligo di riscatto, cifre intorno agli 8 milioni più altri 4 di bonus che sembrano facili da ottenere, quindi si potrà chiudere insomma intorno ai 12 milioni, il ragazzo prenderà 3 milioni, beatais, e ce ne liberiamo subito. Ora però va bene questo perché noi non ce la facevamo più, io mi sono anche permesso di vedete, io ho dovuto rispondere perché tutto che mandava fotografie felicissime, no? E io ho risposto che lui è fragile mentalmente, ma è uno dei tanti, non è solo lui a esserlo, lo siamo un po' tutti, no? E a proposito di fragili mentalmente, mi permetto anche di mettere in sottofondo questo perché ieri ho avuto delle prove in sala, in sicurezza, con distanza, eccetera, eccetera, ma finalmente ho potuto riabbracciare virtualmente il mio batterista ed è un piacere poter suonare dal vivo perché la stanzetta sì, lo studio di registrazione sì, ma io è lì che io mi sento, e per questo sono felice, il calcio sì un attimo, ma mi sento rinato, sentire il groove sotto alle dita è qualcosa che mi fa sentire vivo ed è una cosa straordinaria, ed è la cosa bella è che voi che mi avete conosciuto grazie al calcio comunque sapete e potete condividere con me questa mia ancora più forte passione, insomma, che è quella per la musica che mi tiene vivo e sano di mente, altrimenti impazzirei completamente. Questo è anche il video della giveaway e alla fine vi dirò tutte le cose perché per partecipare dovete essere ben precisi, altrimenti vado nelle chiavette, le famose chiavette, e quando faremo l'estrazione 3 vincitori ragazzi, 3 vincitori stavolta perché i 5.000 li abbiamo ben che superati e ve lo meritate, mi piace l'idea di ridarvi qualcosina. 3 vincitori, 3 vincitori, il primo estratto avrà un mese di trattamento VIP, lo chiamiamo così, ma insomma è come se foste, sì, come se voi foste, bruttissimo da dire, si dice così, falco, i congiuntivi, come se... Insomma, facite conto che siete abbonati di secondo livello, ecco, per un mese starete nel gruppo Telegram segreto come se voi foste, si dice così, abbonati di secondo livello. E quindi state un mese, uno di voi starà un mese con noi che ci divertiamo, facciamo pre-partita, post-partita, insomma, meme, cose, ci divertiamo tanti. Il secondo estratto avrà una tazza, la famosa tazza che io utilizzo in tutti i video che voi vedete, questa qua, senza però la scritta subscribe. Qualcuno l'ha presa anche con la scritta subscribe, ma non mi sembra il caso. Poi dopo ovviamente ci mettiamo d'accordo e mi dite voi se volete che cambio qualcosina del design, si può pure fare, voglio dire, ci sono varie opzioni. E un altro avrà la maglietta, il primo classificato, la maglietta fragile mentalmente, perché uno la deve indossare che è fragile, e quindi mi fa piacere anche questo. Dopodiché voi farete i selfie, farete cose. Oggi cominciamo la condivisione anche su Facebook ragazzi, quindi su Facebook ci sarà il video senza premessa, senza
post, insomma così, e quindi è bene che si faccia un po' girare, no? Perché su Facebook c'è la condivisione più immediata, se lo condividete quello il video parte subito, rispetto a YouTube che è più complicata, lo so, perché Facebook e YouTube si litigano tra di loro, ma va bene così, va bene così. Partiranno i contest, qualcuno già ha cominciato a mandarmi video dove voi vi fate il video selfie dove ballate e cantate Fragili mentalmente, io mi sto impazzendo, è troppo bello, è un sogno che diventa realtà. Avere un tormentone che entra nelle vostre case e non ve lo togliete più dalla testa, io sono orgogliosissimo. E ringrazio tutti per l'affetto e per i commenti e per le visualizzazioni. Ma torniamo un attimo al mercato. Milik, io ho visto la presentazione che il Marsiglia ha fatto, loro sono contenti, cioè pompato bene, poi rivedi i video, qualche espressione dei video dei gol di sinistro di calcio di punizione, i colpi di testa, i tiri da fuori aria, qualche gol anche di rapina, insomma tutte cose che sono un pochino lontane nella nostra memoria, perché il ragazzo aveva smesso completamente di impegnarsi, c'era questo rapporto strano con De Laurentiis che voleva continuare a rinnovare, lui che non rispondeva. Nell'aria c'era questa cosa dell'accordo già con la Juve, però alla fine De Laurentiis è riuscito a strappare anche l'opzione che nella rivendita noi ci riprendiamo un altro 20% se lo rivendono, ma non lo possono rivendere in Italia, quindi un'operazione perfetta per un giocatore che è in scadenza e che se ne sarebbe andato a 0 euro tra qualche giorno, praticamente tra 9 giorni. Quindi ha avuto ragione De Laurentiis a mantenere il punto e adesso lo seguiremo da lontano e vediamo se magari nel cambio di maglia c'ha una reazione, vuole conquistarsi gli europei, vediamo come va. Noi non dobbiamo però rimpiangere, questa è la cosa importante che vi voglio dire, perché ogni volta che se ne va uno poi magari gioca bene, hai visto il Napoli non ci ha creduto, dobbiamo ricordarci, perché stessa cosa Allan, se i giocatori non vogliono più lottare per la maglia, ciao. La risposta è ciao, grazie di tutto e ciao, perché anche quelli là che lo fanno e che lottano così devono avere un amore superiore, ma per amore dico anche professionalità, nel senso che tu puoi pure non fregartene niente dei colori e della maglia eccetera eccetera, ma la professionalità in campo io la devo vedere, e nelle ultime partite di Milik sinceramente non l'ho vista. E non parlo dei gol mangiati perché se li mangiano tutti, Lukaku, Mertens, Ronaldo, tutti se li mangiano i gol, gli attaccanti si mangiano i gol, sappiatelo. Se li mangiano, poi li fanno, però se li mangiano. Non sono quelli che io contesto a Milik, perché Milik con Napoli ha avuto comunque una buona media realizzativa rispetto ai minuti giocati. Un gol ogni 139 minuti, che non è male. Però ho visto mancanza di impegno, progressiva mancanza di impegno, e quindi lì te ne devi liberare, ciao, stati bene, andiamo avanti, liberiamo una casella, adesso dobbiamo capire perché pare che anche Llorente è in uscita, ma dipende però dallo stato di forma di Osimhen e dallo stato di forma di Mertens, perché non dimentichiamo che il ragazzo sta giocando sul dolore e che comunque con grande coraggio si è andato a prendere quel rigore mettendo la caviglia davanti al pallone e prendendosi un bel calcio da McKennie, e 32 anni non è facile, non è che ci puoi puntare a prescindere, quindi uno che deve tornare dal Covid e deve tornare in forma, l'altro che è così e così e così, abbiamo Petagna che sta facendo il possibile, non so se basta, credo che se Llorente sta giocando vuol dire che tu un'altra soluzione la devi avere. Quindi non sono convintissimo di quest'altra operazione in uscita, pare che l'Udinese si voglia prendere Llorente, perché poi girano la sagna, che non so, all'Inter, alla Lazio, mi diceva anche Fabio, insomma sono operazioni un po' particolari, succederà di tutto in questo mercato. Reynolds che invece di andare a Juve e Benevento pare che la Roma sia in vantaggio in questo momento, il Milan che continua, ha preso pure il difensore del Chelsea con un riscatto importante da 25 milioni, insomma si stanno muovendo veramente bene anche per il futuro. Il Napoli è un po' immobile nel mercato in entrata, capisco che bisogna sfoltire, capisco che abbiamo il problema di 5 terzini, però mi piacerebbe un po' di chiarezza, un po' di siamo fragili, questo è il gesto di siamo fragili, un po' di chiarezza anche per il futuro, perché abbiamo Maksimovic in scadenza, Yusai in scadenza, Malqui che non gioca, non lo vede l'allenatore eccetera eccetera, quindi se ne deve uscire, Mario Rui che da solo non può fare tutto quello che può fare perché Gulam purtroppo non è, le giveaway su Instagram poi, cioè è difficile, insomma ci sono tante cose da sistemare, non dimentichiamo sempre che K2 è un potenziale in uscita sempre, perché se un top club decide di fare la
spesa importante se lo portano a casa, e quindi tu rimani con chi? Rimani con Rachmani, rimani con Manolas, devi sistemare una serie di cose. Di Lorenzo io sai, ok, ma si può fare di meglio, quindi non sono contentissimo, devo dirvi la verità. È qualcosa a gennaio, non ci stanno soldi, lo so, le altre squadre però un pochino si stanno muovendo, servirebbero delle idee, ecco, delle idee. Io sono d'accordo anche se tu compri adesso per giugno, perché magari si può tirare la stagione con quelli che abbiamo, però comincia a comprare adesso per giugno o definisci le trattative, altrimenti andiamo in difficoltà. Mi raccomando, e adesso segnatevi bene quello che dovete fare: per partecipare alla giveaway bisogna che siate iscritti a questo canale, bisogna lasciare un like a questo video e il commento che dovete lasciare sotto questo video deve essere l'username, il nome che avete voi sul gruppo Telegram al quale dovete essere iscritti. Quindi se non siete iscritti al gruppo Telegram lo trovate in basso in descrizione, iscrivetevi al gruppo Telegram. Se avete un nome diverso, anche se ci conosciamo bene, nomi che leggo sempre, mi raccomando, è importantissimo che nei commenti scriviate il vostro nome, perché altrimenti io quando faccio l'estrazione, se estraggo un commento che dice solamente viva Milik, ciao, io non posso estrarvi come vincitori perché non so come trovarvi nel gruppo Telegram. Questa è una cosa importantissima, quindi se volete parlare del video di Milik, un commento a parte, ma per partecipare alla giveaway il commento deve essere con il vostro username, il nome che avete su Telegram. Importantissimo, altrimenti non vi posso contattare per metterci d'accordo per la taglia, per l'indirizzo, eccetera, eccetera. Io vi ringrazio. Presto, insomma, setteremo un altro obiettivo, forse i 7.500, vediamo un po', mi piace questo numero, 7.500 iscritti per un ulteriore giveaway, e stavolta voglio fare ancora qualcosa di diverso, magliette, ma magari magliette di calcio. Vediamo un pochino quello che si può fare da New York, Valero Fluid e tutto. Se ne aiuta, alle, se ne aiuta.